Approvato il bilancio della Regione del Veneto 2022-2024, un bilancio da 17 miliardi che viene approvato a tempi di record e per la 12ª volta prevede nessuna addizionale IRPEF. La Regione del Veneto è l'unica regione in Italia a statuto ordinario che non applica nessuna addizionale. La manovra è stata approvata dal Consiglio regionale ieri in tarda serata, dopo quasi un mese di discussione. Un ottimo segnale, ha commentato il presidente Zaia, in un momento non facile per la nostra comunità, con un bilancio fatto presto e bene. Ed è un bilancio che naturalmente vedrà nel corso di quest'anno realizzarsi quelli che riteniamo siano passaggi fondamentali per la Regione del Veneto. I fondi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e la nuova programmazione europea 21-27. Un anno straordinario proprio per le risorse che arriveranno dallo Stato e dall'Europa, che ci permetteranno da questo punto di vista di comprendere come alcune iniziative, anche di nuovi investimenti, potranno essere assorbiti dai fondi del PNR e utilizzare al meglio le risorse libere per continuare a erogare i servizi a un Veneto che corre più veloce e spedito di altre regioni in Italia. Un bilancio uscito migliorato dopo il maxi emendamento della Giunta, che contiene numerose misure sollecitate dalle minoranze, è il commento del capogruppo PD Veneto Possamai. Siamo soddisfatti perché è stata recepita una delle proposte più importanti che abbiamo portato avanti, 1 milione di euro per il contrasto alla violenza contro le donne, quindi finanziamenti ai centri antiviolenza, ai consultori, a tutte le realtà che si occupano della presa in carico delle donne in difficoltà. Sono state aggiunte risorse rilevanti anche per le famiglie monoparentali, per i cinema che hanno sofferto molto nel tempo della pandemia, per le realtà culturali, per la formazione del personale che è rimasto a casa. Possamai però sottolinea anche come si tratti di un bilancio con maglie troppo strette. È un bilancio che non è degno di una regione grande come il Veneto, mancano investimenti e su questo fronte noi continueremo la nostra battaglia.